Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Una donna di 66 anni di Morsano alla Tagliamento, Luciana Dean, ha perso la vita ieri sera a seguito di un incidente stradale accaduto a Bando di Morsano lungo la ex provinciale 8. Al volante di una Fiat Panda si è scontrata contro una Kia condotta da un militare dell'Arma in pensione, morta sul colpo incastrata tra le lamieri. Gravi le condizioni del conducente della Kia. Sul posto i carabinieri di Pordenone e di Cordovado insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari. I mezzi sono sotto sequestro. Incidente stradale al confine tra Udine e Tavagnacco alla rotonda Ladi Moret poco dopo le 9:45 di oggi. Una persona in sella alla sua bicicletta proveniente da via Cividina è finita a terra dopo essere stata colpita da un'automobile mentre era diretta verso via Padova. Dopo l'allarme sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale di Tavagnacco per rilievi e la gestione del traffico. Apparentemente lievi le conseguenze per il ciclista rovinato sull'asfalto. Si attendono ora gli esiti per il trauma subito al volto dopo l'impatto con il suolo, inevitabili disagi al traffico. Un uomo di 80 anni di Gorgo di Latisana è stato colto da un infarto nella serata di ieri mentre stava lavorando nel giardino di casa. Dall'allarme è stato il figlio, il pensionato è stato portato d'urgenza all'ospedale con l'ambulanza. Il Friuli-Venezia Giulia è quinta regione europea con il tasso più elevato di decessi ogni 100.000 abitanti, 314, quanto emerge dal nuovo barometro del Comitato delle Regioni UE pubblicato in occasione della Settimana Europea delle Città e delle Regioni. La Valle d'Aosta è stata la regione europea con il tasso più elevato di decessi, 377 ogni 100.000 abitanti dall'inizio della pandemia fino al 1° giugno 2021, terza la Lombardia 335, quinto il Friuli-Venezia Giulia 314. Dobbiamo renderci conto che regioni e città devono diventare gli eroi nella gestione di crisi come questa, ha osservato il presidente del comitato Apostolzis Kostas. In Friuli-Venezia Giulia è stato vaccinato l'80% delle persone under 12 con l'obbligatorietà del Green Pass. La percentuale si sta leggermente incrementando. In questi giorni in ASUFC è stata avviata la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid a partire dalle persone immunocompromesse. Ascoltiamo un aggiornamento sulla situazione della dottoressa Brunelli, responsabile della campagna vaccinale Covid di ASUFC. Attualmente stiamo somministrando sostanzialmente Pfizer e Moderna. Sia a livello aziendale come Friuli Centrale, sia a livello regionale sostanzialmente abbiamo raggiunto il 74%, se non superato in questi giorni, di popolazione vaccinata. Se andiamo a considerare però la popolazione vaccinabile, quindi coloro i quali hanno almeno 12 anni e quindi per i quali oggi abbiamo un vaccino disponibile, abbiamo superato l'80%. Abbiamo avuto un aumento delle prenotazioni, soprattutto legate ai primi annunci rispetto all'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro e quindi nell'ultimo mese abbiamo avuto un po' di ripresa di attività. Questo soprattutto però è andato manifestandosi per quelle fasce d'età interessate per quanto riguarda il mondo del lavoro. Abbiamo nelle scorse settimane fornito una dose addizionale ai pazienti che sono in uno stato di immunocompromissione, per cui l'efficacia del vaccino è stata dimostrata a ridursi nel tempo, per cui, facendo un esempio, i pazienti trapiantati, i pazienti dializzati, tra questi sono stati già vaccinati nuovamente. In particolare da un paio di settimane abbiamo aperto la prenotazione per la dose booster, ovvero delle dosi di richiamo che vengono fatte a distanza di tempo, tant'è che non possono essere erogate prima di 6 mesi a tutti gli utenti che abbiano più di 80 anni. 9 migranti sono stati rintracciati ieri a San Vito al Torre lungo via Roma. Stavano camminando a bordo strada quando sono stati notati dai residenti che hanno chiamato il 112. 7 sono maggiorenni, 2 minori, tutti cittadini del Bangladesh. I primi sono stati trasportati all'ex caserma Cavarzerani, i secondi in una struttura per under 18 non accompagnati di Udine.
90.000 euro dall'INAIL del Friuli Venezia Giulia per progetti di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei primi 8 mesi di quest'anno sono aumentate del 31% le denunce di malattia professionale e del 18% gli infortuni sul lavoro. L'INAIL del Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un avviso che mette a disposizione 90.000 euro per progetti di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da realizzare in regime di compartecipazione con soggetti pubblici e privati del territorio. Il dato infortunistico nella nostra regione ha registrato oltre 15.677 denunce di infortunio sul lavoro e oltre 1.423 denunce di malattie professionali nel 2020. I primi 8 mesi del 2021, finita la fase acuta della pandemia, hanno fatto registrare in regione un significativo aumento del fenomeno, del 18,32% degli infortuni sul lavoro, da 8.531 a 10.094 le denunce, e del 31,74% delle denunce di malattia professionale, da 889 a 1.171. Sono questi i numeri che richiamano la necessità di agire in prevenzione e migliorare la sicurezza dei luoghi del lavoro. Per questo INAIL vuole collaborare con le altre istituzioni, con enti, associazioni e parti sociali del territorio per un'azione comune basata su progetti condivisi, capaci di incidere sulla realtà produttiva regionale. Continua la lotta dell'ERSA alla cimice marmorata asiatica, con 50 rilasci in natura in Friuli Venezia Giulia delle piccole vespe antagoniste. C'è una nuova specie che fa paura, lo scarabeo giapponese, che potrebbe essere ancora più dannoso. 50 i rilasci in natura nel 2021 in tutto il Friuli Venezia Giulia delle piccole vespe samurai, le antagoniste della cimice marmorata che ha devastato frutteti e tante colture nel corso dell'anno precedente. Anche grazie a decine di consegne di cimici vive da parte di cittadini di tutta la regione, spiega Iris Bernardinelli, l'esperta dell'ERSA che ha seguito gli interventi di diffusione dell'insetto antagonista, siamo riusciti a far regredire il dannoso fenomeno. Altri 50 rilasci della piccola vespa sono previsti il prossimo anno per mantenere l'equilibrio raggiunto. ERSA è fortemente impegnata in quest'ultimo anno nel monitoraggio della presenza degli insetti alieni. Una cinquantina le specie nel mirino e tra loro quella che fa più paura è lo scarabeo giapponese, da qualche anno presente in Lombardia e in Piemonte. L'Italia è l'unico paese europeo dove è presente questa specie aliena, spiega Bernardinelli. Temiamo fortemente il suo arrivo in Friuli. Lo scarabeo, Popillia japonica, può attaccare devastandole oltre 300 piante tra erbacee, arbustive e arboree, o coltivate come piccoli frutti e vite, perché mangia le radici. Si ciba anche di fiori e piante decorative, oltre che di foglie. È molto più piccolo della cimice, ma forse ancora più dannoso, conclude l'esperta dell'ERSA. È stata varata la nuova giunta di Vivaro nell'esecutivo del primo cittadino Mauro Candido, rieletto con ampio vantaggio. Ci sono Chiara Trevisanutto, Fernando Petruccelli e Alessandro Ferluga. Quest'oggi ho provveduto a firmare il decreto di nomina dei componenti della giunta comunale per il mandato 2021-2026. Come vice sindaco ho nominato il vice sindaco uscente Alessandro Ferluga, che ha fatto un ottimo lavoro gli ultimi 5 anni, inoltre è risultato il candidato consigliere più votato di tutte le liste alle ultime elezioni comunali, e adesso abbiamo conferito anche le deleghe di assessore all'artigianato, all'industria, all'ambiente, alle società partecipate e allo sport. Mi darà anche una mano a seguire i rapporti con la nuova comunità di montagna. L'altro assessore nominato è Fernando Petruccelli, anch'esso assessore uscente, ha fatto un ottimo lavoro, ha avuto un notevole consenso alle ultime elezioni e pertanto abbiamo dato conferma, con i referati di caccia, pesca, sicurezza, protezione civile, salute, sanità e lavoro. Infine, Chiara Trevisanutto verrà nominata assessore con delega al turismo, commercio, agricoltura e pari opportunità. È una squadra che parte molto bene, molto affiatata, siamo davvero molto felici. Giovedì avremo la prima giunta e il primo consiglio comunale, vi anticipo, è già fissato per il giorno del 22, venerdì 22 alle ore 20 presso la sala consigliare di Vivaro.
La statua della Madonna di Loreto resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino al 10 dicembre. Proveniente da Venezia, è arrivata ieri al primo piano del terminal del Trieste Airport. L'immagine della Beata Vergine di Loreto è arrivata al Trieste Airport con un volo dall'Aeroclub di Padova proveniente da Venezia ed è stata accolta da Don Ignazio Sudoso, arciprete di Ronchi dei Legionari, insieme alla direttrice aeroportuale nord-est dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e Roberta Carli e all'amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo. La statua è stata collocata nella sala Zappata al primo piano del terminal, dove rimarrà esposta ai fedeli fino al 15 ottobre. Proseguirà poi il suo viaggio alla volta dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Il giubileo lauretano, dedicato a tutti gli aviatori, ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo e che operano nel settore del volo, è iniziato l'8 dicembre scorso con la cerimonia di apertura della Porta Santa al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto e proseguirà sino al 10 dicembre di quest'anno. Un bel gruppo di pedalatori ha dato vita domenica alla 13ª pedalata del Cormore delle Rogge. Partiti da Tavagnacco, hanno percorso il tracciato della ciclovia Alpe Adria Friuli Venezia Giulia 1 e raggiunto il Parco del Cormor. In totale sono stati circa 29 chilometri percorsi di un tracciato caratteristico e vario lungo una rete ciclabile facile e sicura che unisce Udine ai comuni del suo hinterland, Irizzi, Cavalicco, Tavagnacco, Reana, Tricesimo e Laipacco. La pedalata del Cormor e delle Rogge è stata l'ultima di una serie di 5 manifestazioni che l'SD Ciclo Assi Friuli ha realizzato in varie località della regione, manifestazioni che hanno lo scopo di ricreare una cultura del pedalare e promuovere tracciati collaudati per un turismo slow. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale che tornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.